I carabinieri sequestrano 100 kg di pesce in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità. Avvisi di garanzia per alcuni fedelissimi del boss, avrebbero riciclato denaro sporco e puntato all'acquisto di punti Conad. La ricercatrice velista Paola Verrucchi parla di fisica quantistica ai giovani, l'intervista. La vulnerabilità femminile in un seminario al Polo Universitario a Licata, si parla di codice rosso e un centro di recupero per uomini autori di violenza. Immigrazione e contaminazione come ricchezza culturale, se ne è discusso a Naro con il console rumeno Axeni. Secco no di Conte al ponte a Messina è un'opera inutile e dannosa. Un libro su terra e acqua, antiquarium del mare, stamane la presentazione a Casa San Filippo. E bentrovati dalla nostra redazione. In apertura la tutela della salute dei cittadini. Il centro anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento ha effettuato una serie di controlli e ha ritenuto di dover sequestrare ben 100 kg di prodotti ittici. Il servizio. Oltre 100 i chili di prodotti ittici sottoposti a sequestro per mancata tracciabilità, pari ad un valore di circa 2.800 euro, e sanzioni amministrative accertate per oltre 11.000 euro. È il bilancio di un'operazione a tutela della salute dei cittadini portata a termine dai carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, supportati dai servizi veterinari dell'ASP 1 di Agrigento, distretto di Sciacca, che nello scorso fine settimana hanno effettuato una serie di controlli ed ispezioni alle attività che somministrano alimenti al pubblico. Nel corso dei controlli sono emerse una serie di criticità relative al corretto tracciamento degli alimenti e alla loro conservazione, che ne hanno determinato il sequestro per la successiva distruzione a carico degli esercenti. Per i prodotti sottoposti a sequestro, adesso gli esercenti dovranno avviare le procedure di smaltimento secondo le normative vigenti. Nel corso dei controlli, i militari hanno anche dato agli esercenti le giuste indicazioni circa il corretto tracciamento degli alimenti, dei rifiuti e delle indicazioni previste dalla legge nell'esercizio della somministrazione di alimenti al pubblico, in particolare sull'indicazione degli allergeni e degli ingredienti. I clan mafiosi palermitani sono riusciti a riciclare grosse somme di denaro grazie ad imprenditori compiacenti ed esperti di finanza. 11 persone sono state arrestate nelle province di Trapani, Palermo, Como e Rimini. 6 sono in carcere, 5 ai domiciliari, al termine di una inchiesta della DDA di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e i carabinieri di Trapani. Nell'indagine, che ha portato anche 12 avvisi di garanzia, sono finiti personaggi storici della mafia di Salemi, fedeli alleati del boss Matteo Messina Denaro, accusati di avere ripulito milioni di euro e avere stretto una solida alleanza con le 'ndrine calabresi. L'organizzazione avrebbe anche cercato di acquisire, reinvestendo denaro sporco, 12 punti vendita della Coop Sicilia, malaffare poi sfumato, e poi di riciclare lire fuori corso per conto dell''ndrangheta e ripulire il denaro di Calogero John Luppino, re delle scommesse clandestine online, altro fedelissimo dell'ex latitante. Adesso un'iniziativa della Lega Navale che ha avviato incontri con gli studenti. Oggi è stata la volta di Paola Verrucchi, è una ricercatrice e docente di fisica quantistica, velista, impegnata in un tour divulgativo per spiegare agli studenti proprio i principi fondamentali della fisica quantistica. Sentiamola. Lei in questi giorni è ad Agrigento per delle iniziative con la Lega Navale di Agrigento. Ecco, ci spiega esattamente cosa fa. Allora, io sono partita dal 1° di ottobre dall'isola d'Elba con la mia piccola barca a vela e sto facendo il Giro d'Italia con la barca a vela, fermandovi nelle sedi della Lega Navale, dove con il patrocinio anche della Presidenza nazionale
Organizziamo degli incontri con i ragazzi delle scuole o anche con i soci della Lega Navale o il pubblico dei paesi in cui mi fermo, incontri in cui io racconto quello che la meccanica quantistica ci riserva per i prossimi decenni, scusate, e in particolar modo per le tecnologie quantistiche. E che tipo di risposta sta avendo? Perché la materia è abbastanza complessa. Certo, allora premetto che questa è un'attività che io svolgevo già e ho svolto per molti anni anche in Toscana, nelle scuole toscane, quindi come dire un po' il polso della situazione lo avevo e lo abbiamo anche con i miei colleghi. La risposta è molto buona, i ragazzi sono molto incuriositi perché ormai il termine quantum è un termine che troviamo dappertutto e quindi loro hanno anche bisogno di sapere di cosa si tratta, e anche le persone che non, diciamo i non studenti, i soci della Lega Navale o altre persone sono in genere molto incuriositi. Le tecnologie quantistiche cambieranno molti aspetti della nostra vita quotidiana, quindi è anche importante sapere a cosa stiamo andando incontro. Ecco, quali sono le istanze che arrivano dai ragazzi in particolare? Allora, molti ci chiedono delle informazioni di orientamento, perché spesso le lezioni le faccio con ragazzi di quarta o quinta liceo, delle superiori, insomma, e quindi vogliono un po' capire in quali facoltà possono trovare degli sbocchi in questo senso. Però in realtà sono anche molto curiosi rispetto proprio alla rivoluzione scientifica e spesso fanno anche domande sul viaggio, ovviamente, perché diciamo quello che io cerco di veicolare è proprio l'analogia fra il viaggio nel senso diciamo dell'Odissea, quindi il viaggio per mare, il viaggio geografico e il viaggio scientifico, che hanno molte cose in comune proprio riguardo alla scoperta e all'andare oltre i propri confini, ecco. E 2 navi da crociera sono approdate al porto di Porto Empedocle. I turisti hanno anche fatto un salto veloce alla Valle dei Templi. Sono la Hebridean Sky, nave da crociera della Noble Caledonia, specializzata in viaggi nelle zone artiche o con la presenza di ghiaccio, e la Champlain della compagnia Ponant Explorer. Entrambe provengono da Malta e fanno rotta verso Palermo. Una pagina dedicata alla violenza di genere, vulnerabilità al femminile oltre la dicotomia tra vittime e autrici di reato. È stato il tema di un seminario interdisciplinare tenutosi stamane presso l'Aula Magna Crescente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento. Vediamo di saperne di più attraverso le interviste che ha raccolto per noi Arturo Cantella. Oggi un seminario interdisciplinare sulla vulnerabilità al femminile oltre la dicotomia tra vittime e autrici di reato, qui organizzato dal Polo Universitario di Agrigento. Oggi abbiamo riunito qui diversi professionisti e accademici per discutere del tema sentito della vulnerabilità al femminile, e lo abbiamo fatto mettendo a confronto sia le istituzioni come la prefettura, la casa circondariale, l'UEPE, ma altri servizi sociali dell'ASPO del territorio, con i professionisti del Dipartimento di Giurisprudenza e quello del Dipartimento di Servizio Sociale, per potersi confrontare e pensare insieme a nuove strategie per affrontare questo fenomeno. La cosa importante è che la vulnerabilità la vogliamo considerare sia dal punto di vista della donna vittima di violenza, ma anche la donna come autrice di reato, perché anche in questo noi riscontriamo una forma di vulnerabilità. In ogni caso la persona che compie anche un'azione, compie un crimine, comunque manifesta una vulnerabilità che più delle volte è anche frutto del disagio sociale in cui vive o in un contesto particolarmente problematico. Allora i professionisti e i professori insieme stanno ragionando insieme su come poter affrontare congiuntamente nel futuro questi studi, e per fare ricerche in particolare ad Agrigento, per portare questa ricerca ad Agrigento, quando questo territorio sia sempre più competente nel gestire queste criticità. Un'iniziativa interessante che parla anche di violenza di genere, violenza domestica, organizzata dal Polo Universitario di Agrigento. Ecco, lei come valuta questa iniziativa e conosce molto bene il territorio agrigentino, che cosa dire?
Allora, l'iniziativa è sicuramente un'iniziativa molto importante proprio perché crea un giusto connubio tra quello che è l'importanza della formazione a livello universitario, quindi la presenza di un polo universitario importante all'interno del territorio agrigentino, e tutto il territorio, tutte le istituzioni e i servizi che a qualsiasi titolo si occupano della violenza di genere. In particolare appunto oggi vediamo attorno all'università avvocati, uffici di esecuzione penale esterna, associazionismo, quindi sono tutti impegnati veramente a far crescere questo cambio di cultura che deve esistere proprio per affrontare al meglio quella che è appunto il fenomeno della violenza di genere, e il polo universitario di Agrigento rappresenta veramente il fulcro all'interno del quale appunto tutte le sinergie devono convergere per creare una rete importante sul territorio. Certamente, il tema in realtà della violenza di genere porta a due indicatori sociali. Uno è quello del capitale erotico femminile, che dovrebbe essere potenza delle donne e che viene sfruttato, invece è avvilito dalla violenza maschile. L'altro è quello del capitale generativo delle donne, perché le donne in quanto madri sono oggi, in quanto potenziali madri, sono soggette a violenza che io chiamo violenza ostetricia, violenza medica, violenza delle istituzioni nei confronti del tema della procreazione. Il mio intervento ha cercato di spiegare come il potere femminile, che è potere di fecondazione e quindi di capacità di portare alla luce un figlio, ed è capitale erotico in quanto il corpo femminile è capace di animare sentimenti di amore e di attrazione, diventa in realtà in una società ancora patriarcale e maschilista oggetto di violenza di natura maschile. Questo momento di riflessione rappresenta la tappa finale di una serie di incontri che con alcune colleghe del Dipartimento di Giurisprudenza abbiamo voluto attivare in tutte le sedi del nostro corso di laurea. Abbiamo fatto un incontro a Palermo su questo tema, si è già svolto sullo stesso tema o comunque su tematiche affini un altro convegno a Trapani. Oggi abbiamo voluto essere ad Agrigento, nonostante il corso di laurea in giurisprudenza non sia più presente in questo polo universitario, per una serie di ragioni. Prima di tutto perché ci sembrava necessario che il Dipartimento di Giurisprudenza fosse nuovamente presente in questa sede per riflettere su un tema così delicato, e in secondo luogo perché in questa sede abbiamo l'opportunità di un confronto interdisciplinare anche con le colleghe di servizio sociale, quindi con i docenti sociologi e psicologi che si occupano con grande abilità di questi temi. Ci è sembrato necessario segnalare questo approccio interdisciplinare. In più, in questa sede, contrariamente a quanto è avvenuto nelle sedi di Palermo e Trapani, il convegno si è aperto anche a confronto, potremmo dire, con quella che si può definire la società civile, cioè con gli ordini professionali, tant'è che la parte finale del seminario sarà caratterizzata da una tavola rotonda in cui le diverse voci si metteranno a confronto. E sempre in tema di violenza contro le donne, il Lions di Licata ha discusso su Codice Rosso, lo ha fatto con il GIP Stefano Zammuto, Amelia Porrello, preside dell'Istituto Fermi, Agostino Balsamo, presidente del Lions di Licata. Quello di oggi è un tema di scottante attualità. In che modo ci si pone dal suo punto di vista? È un tema centrale nel dibattito pubblico del momento, non soltanto in quello strettamente giuridico-penalistico, ma anche dal punto di vista sociale. Credo che queste iniziative organizzate dagli istituti scolastici siano importantissime, perché la riforma principale che deve essere fatta è quella che parte dal basso, che parte da nuovi codici culturali, dall'abbandono di retaggi del passato che portano la donna in una posizione di subalternità rispetto all'uomo, e questa opera, diciamo, di rivoluzione culturale deve partire dai giovani, perché loro sono la società del domani e quindi dobbiamo lavorare su di loro per nuovi codici di comportamento.
Presidente, ancora una volta l'Istituto Fermi, quando si tratta di argomenti di assoluta e scottante attualità come quello del Codice Rosso, è presente. Il Lions Club di Licata ha proposto alla nostra scuola di tenere un seminario su Codice Rosso e protocollo EVA. Abbiamo accettato molto e positivamente questa proposta perché vogliamo sensibilizzare i nostri alunni su questa tematica così importante, educare alla parità di genere ed educare a combattere la violenza contro le donne. Senti, proviamo a spiegare qual è il senso di questa manifestazione, che tra l'altro è la seconda in una settimana organizzata dal Lions, sempre dall'Istituto Fermi. Allora, intanto ne avremo una terza la prossima settimana, però diciamo che quella della settimana scorsa riguardava più un ambito medico, perché parlavamo comunque di autismo a tutti i livelli, quindi da come intercettarlo, come capirlo e come eventualmente poi aiutarlo, anche se non è una malattia, chiamiamola così, o comunque un deficit di cui oggi abbiamo grandissime risorse. Oggi invece parliamo di Codice Rosso EVA, quindi l'antiviolenza, di come utilizzare lo strumento dell'antiviolenza nei confronti di chi ancora fa violenza, indipendentemente dal sesso maschile o femminile. Codice Rosso EVA, che anche questo è un acronimo, e quello che siamo riusciti a fare, la cosa di cui io sono veramente contento, è che all'interno di questo pool di professionisti siamo riusciti a portare dentro tutta la società, che abbiamo portato dentro un giudice, Zammuto, abbiamo portato dentro il capitano dei carabinieri, il commissario, e quindi vuol dire che veramente tutti ci stiamo mettendo assieme per cercare di capire qual è il problema e come aiutare. Questo è il senso del nostro convegno. Perfetto. Ma la violenza contro le donne non è solo un problema di donne. Infatti è attivo da ieri anche ad Agrigento il Centro per il recupero degli uomini autori di violenza. Approfondiamo l'argomento con queste interviste. Intervenendo sui maltrattanti, quindi sugli autori della violenza, e cercando anche di fare prevenzione, perché il nostro lavoro sarebbe quello di prevenire, quindi intervenire lì ancora dove non ci sia stata il reato, il comportamento, la condotta più grave. Noi cerchiamo di prevenire ulteriori reati gravi, ma soprattutto interveniamo alla fonte, in un momento in cui la normativa, l'ultima che è la legge 168 del 2023, invita proprio gli enti a fare prevenzione. Questa prevenzione è fatta attraverso il pubblico e il privato, quindi l'ufficio di esecuzione penale esterna, su incarico del tribunale, vigilerà, cercherà di valutare anche il lavoro che viene svolto dalla cooperativa con questi soggetti che possono essere inviati dal tribunale. È un centro importante non solo per tutelare le vittime di violenza, ma soprattutto per partire appunto dagli uomini violenti. E nel concreto come si svolgerà il vostro lavoro? Noi siamo una cooperativa sociale che operiamo da diversi anni, dal 1982, ci prendiamo cura di minori, anziani, disabili, di donne vittime di abuso e di maltrattamento. E avendo lavorato così tanti anni con le donne vittime di abuso, abbiamo deciso di guardare l'altra faccia della medaglia e quindi di iniziare a lavorare anche con gli autori di violenza. Ed è per questo che siamo stati affidatari di un bando della Regione Sicilia e pertanto oggi stiamo inaugurando l'apertura del Centro Uomini Autori di Violenza qui in via Mazzini 189. Il nostro è un lavoro di rete, è un lavoro che prende in cura l'uomo autore di reato, autore di violenza, e lo accompagna in un percorso psicoeducativo che durerà 12 mesi, con degli incontri individuali o gruppali che poi decideremo in corso, diciamo, dopo aver conosciuto e dopo averlo incontrato nei diversi colloqui che ci permetteranno la conoscenza appunto dello stesso, e quindi poi si definirà un percorso insieme. È un progetto, come dicevo, di rete. Oggi qui abbiamo la presenza, io ringrazio del comune nella persona del sindaco pro tempore, abbiamo soprattutto la presenza dell'UEPE con cui stileremo un protocollo operativo dell'ufficio esecuzione penale esterna di Agrigento, e ringrazio il direttore Papa con cui ho collaborato tantissimo e che mi ha dato anche la possibilità, insieme all'ex direttore dell'UEPE, la dottoressa Miraglia, di poter realizzare l'apertura appunto di questo centro uomini autori di violenza. Non vuole essere sicuramente per loro uno sconto di pena.
È fondamentale anche questo centro di ascolto proprio per gli uomini che appunto fanno violenza sulle donne, ma non solo. Sì, noi già da parecchi anni appunto ci occupiamo di prendere in carico dal punto di vista psicologico e psicoeducativo persone che o volontariamente o adesso sempre più frequentemente segnalati dal sistema giudiziario si ritrovano ad essere autori di reato. È un percorso di tipo appunto psicoeducativo, quindi sia individuali che di gruppo, dove vengono affrontate le tematiche della violenza, gli stereotipi legati proprio alla differenza di genere, che è poi diciamo, l'ambito in cui più frequentemente vengono agiti i comportamenti di maltrattamento. Abbiamo visto appunto che nel corso del tempo questo ha un effetto sia di presa di consapevolezza e di assunzione di responsabilità, aspetto che caratterizza molto spesso le persone autori di reato, nel senso che sono persone che tendono a minimizzare, a negare quello che è il loro comportamento violento. Durante i percorsi molto più spesso invece si prendono proprio in carico e si prendono proprio l'assunzione della responsabilità rispetto a quello che loro hanno agito. L'intento è proprio questo, no? Quello che in altre situazioni sentimentali o affettive la persona che agisce maltrattamento sia maggiormente consapevole, quindi c'è un'interruzione del circuito. Crisi idrica a Ribera, una mozione di indirizzo da proporre al Consiglio Comunale di Ribera e l'iniziativa è del sindaco Matteo Ruvolo. Una mozione di indirizzo da proporre al Consiglio Comunale di Ribera e degli altri comuni del territorio circostante sul tema della crisi idrica che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura del comune al centro di una missiva che il sindaco Matteo Ruvolo ha indirizzato al presidente del Consiglio Comunale Costa. L'impegno sulle risorse idriche da febbraio scorso, dice, è diventato la mia priorità amministrativa e anche dei colleghi sindaci del comprensorio, perché nel frattempo, data la scarsità di piogge del periodo invernale, si è sviluppata una grave emergenza, considerato che l'irrigazione è la risorsa fondamentale per l'agricoltura del comprensorio e la locale economia si basa prettamente sulla produzione dell'arancia DOP. Da diverse settimane, quindi, afferma il sindaco, si sono succeduti incontri e tavoli di confronto con i rappresentanti del governo regionale, con gli esponenti dell'assemblea regionale, con le associazioni di categoria, con gli agricoltori e responsabili degli enti che curano la gestione della rete idrica, interlocuzioni che si sono rivelate costruttive e che hanno determinato che si potesse fare il travasamento dell'acqua dalla diga Gammauta alla diga Castello, discutere di misure di investimenti per la realizzazione di opere irrigue oltre alle opere di interconnessione tra le dighe, mettere in funzione la bretella di collegamento tra la diga Gammauta e quella Castello. La scorsa settimana, afferma Ruvolo, a seguito di incontri con la delegazione interessata alle problematiche, si è deciso di produrre la mozione che ha al centro l'utilizzo delle risorse idriche presenti nella diga Gammauta, primariamente per accumulare quanta più acqua possibile nella diga Castello, ottenere nel più breve tempo da parte dell'autorità competente i volumi di acqua da assegnare per uso potabile e di irriguo, la realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di una ulteriore condotta idrica di collegamento che possa trasferire direttamente l'acqua dalla diga Gammauta alla diga Castello mediante la traversa del Gebbia, e l'impegno a mettere in atto tutte le misure possibili per prelevare le acque che scorrono lungo il fiume Verdura, accumulandole negli invasi. La parola poi passerà al Consiglio Comunale. Integrazione e contaminazione come ricchezza culturale è stato il tema di un incontro a cui ha partecipato il console rumeno Carmen Axeni in visita a Naro, e quest'ultima ha espresso il suo apprezzamento per la sensibilità che il sindaco Brandara nel corso del suo mandato ha indirizzato verso la tematica. Sentiamola. Ringrazio per il sindaco di Naro, Bandara, è una persona più avvicinata di tutti i rumeni di qua. Io sono felice per aver visto
azienda che viva qua a Lannaro sono la casa loro. Per loro che viva qua di tanti anni, di 10 anni, di 15 anni, sono la una, la due generazione, sono più felici, si sente come sono la casa loro. Per qua tutti i cittadini, così come hanno detto, hanno presentato un po' di dati statistiche dei rumeni che abitano qua in Italia, sono buoni lavoratori, sono perfette integrazioni, sono bravi, ci aiuta tanto dezvoltarea societății, comunității di qua di questo paese. Eccellenza, grazie. È inutile dirle che a nome del sindaco, perché lei è stata a dirmi questa cosa, lei quando vuole venga a Lannaro e non è ospite, lei qua a casa è a casa sua. Per me Maria è un'amica, come per tutti i rumeni. Così hanno pensato io per questa sindaco di Naro, un'amica di rumeni. Disertata la gara di 14 milioni di euro della regione per il noleggio di 2 elicotteri da adibire alla lotta agli incendi. Al momento la flotta aerea siciliana in vista dell'estate rimane composta da 10 elicotteri leggeri da 400 litri già noleggiati attraverso una precedente gara d'appalto. Le attività di prevenzione inizieranno comunque il 15 marzo con la possibilità di ottenere altri elicotteri da Roma qualora situazioni emergenziali dovessero richiederne il ricorso. E Sant'Angelo Muxaro entra a fare parte della DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi. Sant'Angelo Muxaro entra a fare parte della DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, e sottoscrive con il Galsicani, Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro-Occidentale, un protocollo di collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi e l'area interna Sicani-SNAI. La firma è avvenuta nell'ambito di un incontro organizzato in occasione della prima sagra dell'asparago selvatico, che ha riscosso grande successo per numero di visitatori. Il documento porta la firma del presidente del GAL Salvatore Sanzeri. Erano presenti alla sottoscrizione il direttore del GAL Angelo Palamenghi e Pierfilippo Spoto, tra i massimi esperti di turismo esperienziale e relazionali. La destinazione della Sicilia centro-meridionale potrà adesso essere sostenuta con iniziative di marketing mirate su un'area vasta che comprende la Costa del Mito. Parliamo adesso del ponte sullo Stretto. Ieri Conte è stato molto deciso, un secco no, lui dice un'opera inutile e dannosa. Abbiamo raccolto testimonianze in Calabria e qui adesso in Sicilia di tutti coloro che si lamentano per questa infrastruttura, per questo progetto che concepito in questi termini, impostato in questi termini, non ha alcuna utilità pubblica. Noi dobbiamo lavorare per realizzare le infrastrutture che servono sia alla Sicilia che alla Calabria. E qui addirittura togliere dai fondi FSC della Sicilia 1.300 milioni che servono per realizzare una Siracusa-Gela, che da una vita che attende di essere realizzata, per essere tutti qui versati insieme a tanti altri miliardi, un pozzo senza fondo per un'opera che non sappiamo neppure se verrà mai realizzata, perché ovviamente i tecnici, gli esperti ci segnalano grandi criticità ingegneristiche, ambientali e trasportistiche. È veramente una follia. Non prendiamo in giro i nostri concittadini siciliani, calabresi e tutti gli altri cittadini italiani. Se vogliamo fare le cose per bene, realizziamo le infrastrutture che servono, viarie in Sicilia, in Calabria e, ad esempio, parlando della Sicilia, realizziamo impianti idrici che servono in questo momento. La Sicilia è senza acqua, forse questi sono gli investimenti che davvero servono. Ovviamente i residenti si ritrovano qui con la spada di Damocle di
questa prospettiva di espropriazione che ovviamente li sconforta e ovviamente non gli consente neppure investimenti, ristrutturazioni, perché qui c'è l'incertezza più assoluta e quindi c'è il loro grido di allarme, ma c'è il grido, mi sembra, di allarme di tutta una popolazione che si rende conto che un progetto infrastrutturale concepito in questi termini non ha alcuna utilità pubblica. Il nostro non è un no ideologico, ma è un no motivato dalla inutilità di questa infrastruttura e dall'assurdità di voler concentrare 12-15 miliardi, forse 20, non sappiamo, per progettare e pensare di poter realizzare un'opera del genere. Io credo, ripeto, che in questo momento occorrerebbe migliorare le infrastrutture che vanno completate da decenni qui in Sicilia e in Calabria. È questo che serve, quelle viarie. E dopo, una volta che si saranno realizzate, possiamo tutti insieme, ma con razionalità, progettare come velocizzare l'attraversamento di questo stretto. Noi abbiamo stanziato una discreta somma, ma sostenibile finanziariamente, per potenziare il servizio di attraversamento del ponte con navi più veloci. Ecco, questo già è una soluzione concreta, poco costosa, utile e immediatamente spendibile. Arrivederci. Giuseppe, arrivederci a Palazzo Chigi, ciao. Spazio alla pubblicità e ci vediamo naturalmente tra pochissimo. Qualche breve di cronaca: non si fermano all'alto della polizia e scappando si sbarazzano di un panetto di 200 grammi di hashish. È accaduto a Palma di Montechiaro, dove le forze dell'ordine hanno inseguito e bloccato un bracciante agricolo marocchino di 44 anni. Un altro uomo a bordo dell'auto, un Audi, sarebbe riuscito a scappare, ma i poliziotti sarebbero già sulle sue tracce. E a tutti attenzione, perché in giro ci sono banconote da 50 euro false, truffati. Sono stati alcuni commercianti che al momento di versare l'incasso in banca si sono visti dare verdetto negativo, con sorpresa e rabbia, perché a soldi falsi avevano dato il resto di moneta e di banconote vere. Hanno solo potuto rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare quanto avvenuto, quindi massima attenzione da parte di tutti. Tra terra e acqua, Antiquarium del mare, il titolo di un libro presentato stamane a casa San Filippo. Per noi c'era Arturo Cantella. Dottore Cerratta, oggi si presenta questo libro, Tra terra e acqua, Antiquarium e mare, in memoria di Daniele Valenti, una iniziativa fortemente voluta dal parco. Sì, è una iniziativa che vede la collaborazione tra più enti, che vede la collaborazione tra la soprintendenza, che è l'amministrazione che ha lavorato e ha redatto questo volume, che poi noi abbiamo avuto la sollecitazione di pubblicare. Lo abbiamo pubblicato, tra l'altro, l'Antiquarium di Daniele Valenti, intitolato a lui, ma che si deve a lui per il lavoro che aveva e che ha fatto negli anni in soprintendenza alla soprintendenza del mare. Era un atto dovuto, una mia conoscenza personale con Daniele, un caro ragazzo, un bravo subacqueo, un amante di questa parte di bene culturale che si trova sotto l'acqua, ma che appartiene a tutti, e appartiene in questo caso anche alla Valle dei Templi, con la quale vi è stata subito una condivisione, e oggi presentiamo il volume che abbiamo stampato, e devo dire di essere felice di avere contribuito alla realizzazione di questa attività e di avere comunque in Valle dei Templi un antiquarium aperto che aumenta la offerta della conoscenza del mondo culturale, in questo caso del mondo culturale che viene dall'acqua. Abbiamo, io ma con tanti altri colleghi, abbiamo voluto rendere omaggio ad un amico, Daniele Valenti, un amico che per tanti anni, la cui vita è stata intrinsecamente legata profondamente al mare.
già negli anni 80, alla fine, nella seconda metà degli anni 80, Daniele Valenti presso la soprintendenza di Agrigento con un suo amico, con Luigi Bisulca, hanno di fatto creato una piccola sezione di archeologia marina presso la soprintendenza, con la direzione del soprintendente Graziella Fiorentini, e già da quegli anni Daniele ha studiato e tutelato con le sue relazioni, con le sue carte archeologiche che ha elaborato e che sono tutt'oggi uno strumento fondamentale di lavoro. Quindi abbiamo con questo volume, io e tutti coloro che vi hanno collaborato e partecipato attivamente ma con un coinvolgimento emotivo importante, e vogliamo dedicare appunto questo momento alla sua memoria. Luigi, ecco, tu sei stato tra gli autori di questo libro e hai effettivamente collaborato alla sua stesura con diverse foto, ma sei stato uno che ha lavorato sul campo raccogliendo anche i reperti che sono in mare archeologici e non. Sì, è stata una bellissima iniziativa. Io, quando la dottoressa Gulli mi ha detto che voleva portare avanti questa cosa per ricordare l'amico Valenti, sono stato ben contento di partecipare, e insieme all'amico Vinciguerra della Soprintendenza del Mare avevamo già avviato una serie di situazioni che ci portavano a localizzare allo Scoglio Bottaccio un sito molto importante, dal quale poi abbiamo avuto modo di poter prendere dei reperti molto significativi, come per esempio la campana del Vascello, che ora è esposta all'Antiquarium del Mare dedicato a Daniele Valenti. Per cui ben vengano queste iniziative in futuro, sperando sempre di trovare la giusta corrispondenza, il giusto supporto da parte delle amministrazioni competenti. E sono qui con grande piacere, invitato dall'Ente Parco, proprio per presentare una relazione a corollario della presentazione del libro di Valenti. E quello di cui tratterò sarà proprio l'aspetto nautico, cioè quello che riguarda un po' la marineria antica attraverso una lettura di carattere storico, archeologico, etnografico. In Sicilia avete un patrimonio etnografico straordinario per quanto riguarda la marineria, purtroppo in grande parte perduto, e quindi è anche un'occasione per poter rivitalizzare e rivalorizzare un po' questo patrimonio straordinario che ha caratterizzato un po' la storia poi dell'isola. E quindi parleremo di tecniche di navigazione in un rapporto tra quello che era l'antichità, quello che ci dicono le fonti, che ci dice l'iconografia, che ci dicono anche i relitti per qualche aspetto, e quello che invece è rimasto nella tradizione marinaresca. Scopriremo come molti elementi tradizionali in realtà sono di diretta tradizione antica, quindi quello che noi potevamo conoscere fino ai primi decenni del Novecento in realtà è un mondo antico, è quello che rimane di un mondo antico che oggi invece è completamente scomparso. Ecco. Agrigento sotto questo aspetto ha tante risorse, tante riserve, insomma ci sono diversi fiumi, corsi acqua, insomma hanno segnato un po' la storia degli antichi greci e romani, no? Certo, e poi c'è il fatto importantissimo di questo porto, cioè soprattutto grazie agli studi della dottoressa Caminneci, che ha messo in evidenza l'importanza di quest'area lagunare esaurita però tuttora attraversata dai corsi d'acqua, che rappresentava sicuramente il bacino portuale di una città che non poteva certamente prescindere dall'esistenza di un porto in prossimità dell'Acropoli. Quindi è anche l'occasione per ridare, attraverso anche progetti nuovi che vogliono valorizzare proprio la foce, l'area di foce, quindi l'area di approdo, per dare una spiegazione, completa alla storia di questa straordinaria città, che altrimenti rimarrebbe un po' quasi calata, no? In un ambiente che da cui non si capisce
da dove arrivi, invece in realtà doveva avere un porto molto importante, anche scelto secondo dei criteri che erano quelli propri dei naviganti antichi e che in qualche modo giustifica la nascita di un centro così importante. Quindi è anche un progetto molto interessante quello che viene portato avanti dalla provincia di valorizzare quest'area a mare che rappresenta il presupposto fondamentale per la nascita della città e che è una dimensione, quella dell'approdo, una dimensione caratteristica di tutta la colonizzazione greca, naturalmente il motore di tutto. Giuseppe Adamo è stato rieletto presidente per il biennio 24-25 del Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento. Si tratta della 13ª conferma biennale per Giuseppe Adamo, che riveste questo ruolo da oltre 24 anni, dimostrando impegno generoso e costante nella promozione culturale della nostra città. E adesso lo sport, e come sempre per gli amanti del calcio, i più bei gol nella Goal Collection. Prosegue inarrestabile la marcia del Trapani, per nulla pago della vittoria già matematica. Granata che fanno la voce grossa anche a Portici, netta affermazione per 5-0 grazie alle reti di Marigosu nel primo tempo, Bollino, Montini, Samaghe e Kragol nella ripresa. Ritorna a sorridere il Siracusa in casa contro il Castrovillari, azzurri che la spuntano per 3-1 con i ritorni al gol di Alma, Russotto e Fortignone, rete della bandiera rossonera ad opera di Coris. Di misura la vittoria della Vibonese sul campo del San Luca, decide la rete sul finir di primo tempo di Ciro Favetta. Largo successo della Reggio Calabria sul Canicattì, Amaranto che consolidano il quarto posto centrando i playoff andando 5 volte in rete contro il Canicattì, 2 volte a segno Provazza, il solito Nino Barilà, Renelus e Dervisci. Frena il Città di Sant'Agata che non va oltre il 2-2 in casa della Gioiese, ultima della classe. 2 volte in vantaggio i siciliani con le reti di Alagni e Mincica, calabresi che per 2 volte ritrovano la parità con Titizian nel recupero con Ciazzarreta. 1-1 tra Acireale e Real Casalnuovo che condividono il sesto posto a quota 48 punti. Un gol per tempo, Campania avanti con Carnevale, Granata in gol con la magia di Zuppel che incarna lo stadio Ace Galatea. Torna a vincere il Licata che scaccia la crisi e tocca a quota 40 punti. La doppietta di Rotulo nella prima mezz'ora di gioco è decisiva per allentare la corsa della Ragusa. Cala il poker, la nuova IG Virtus mandando agli inferi il Locri. Bomber di giornata Sebastiano Longo, autore di una tripletta e attuale vice capocannoniere del girone di Serie D con 16 gol, chiude il conto di piedi. Termina qui la nostra ampia Goal Collection. E termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito sul 93 in tutta la Sicilia con Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino. In tutta Italia sul 268 al link TV locali e poi TVA e ovunque nel mondo sul sito www.televideoagrigento.tv. Appuntamento alle prossime edizioni.